Claudine, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudine. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Coglio e quei. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. L'incidente ieri sera lungo la provinciale che da Cividale del Friuli porta verso il santuario di Santa Maria di Castelmonte. Per causa in corso di accertamento, il conducente della due ruote, un 71enne di Tavagnaco, ha perso il controllo all'altezza di un tornante ed è andato a finire contro il guardrail. Nell'impatto ha riportato gravi ferite. Dopo l'allarme, la centrale operativa del Sores di Palmanova ha inviato sul posto sia l'ambulanza sia, a titolo precauzionale, l'eliambulanza fatta atterrare nel vicino Parco Lesa. Il pensionato è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Udine, dove si trova tuttora ricoverato. Le sue condizioni destano preoccupazione e sarebbe in pericolo di vita. Ricoverato comunque in terapia intensiva. Nessun altro mezzo, fanno sapere, è rimasto coinvolto. All'arrivo dei soccorritori l'uomo era cosciente per poi aggravarsi a causa delle lesioni riportate nel violento impatto sia con la sede stradale sia con il guardrail. Cosa cambia oggi con questa apertura del punto di primo soccorso a Cividale del Friuli? Niente, stiamo riattivando un servizio che era esistente pre-Covid, che siamo stati costretti a interrompere nei momenti di maggiore crisi non solo per la mancanza dei professionisti ma anche per questioni di sicurezza. In questa fase qui di attività in più rispetto al passato abbiamo appunto attivato un cosiddetto taxi sanitario che può permettere di garantire nei casi in cui un paziente che non si era classificato come Covid e dovesse essere rilevato come Covid per poter essere spostato in sicurezza da questo presidio presso i presidi Covid aziendali. L'invito è di nuovo, essendo un punto di primo intervento, di non venire in questa struttura laddove ci sono situazioni di complessità. L'invito ai cittadini è di rivolgersi al numero dell'emergenza, al 118, per poter eventualmente avere anche un'indicazione di qual è il livello di difficoltà. Cioè un codice rosso, un codice giallo si dovesse presentare qui rischia di perdere del tempo perché la tecnologia e la risposta deve essere di una struttura più complessa, mentre le situazioni meno complesse possono riattivare, riutilizzare questo percorso. Possiamo dire che anche gli interventi in prima battuta, se succede qualcosa in zona, sarete comunque voi a muovervi in un certo senso, allora, in base alla gravità. In base alla gravità deve essere attivato il numero dell'emergenza e partirà l'ambulanza che è dislocata qui come posta azione per poter permettere di intervenire sul posto. Poi, ripeto, questo dovrebbe essere un ulteriore servizio nei confronti dei cittadini, però insistiamo per attività di minore entità. Ha svolto per anni, senza averne i titoli, l'attività di commercialista, ha inoltre incassato il denaro ricevuto dai propri clienti perché fosse corrisposto all'amministrazione finanziaria come versamento d'imposta, appropriandosi complessivamente di 400.000 euro. Il finto professionista di Pordenone ha truffato 25 clienti ed è stato indagato dalla Guardia di Finanza per esercizio abusivo della professione, falso e appropriazione indebita. Nell'inchiesta sono stati denunciati anche 2 imprenditori per i reati di emissione e utilizzo di fatture false. L'uomo certificava il titolo di commercialista attraverso un centro di elaborazione dati, che però era abilitato per la mera trasmissione della dichiarazione fiscale. Per coprire gli omessi versamenti modificava le attestazioni di avvenuto pagamento all'erario, certificando in particolare inesistenti compensazioni dalle quali appartenentemente non si rilevavano debiti erariali. Il raggiro è emerso quando il fisco ha notificato le cartelle esattoriali ai clienti per gli omessi versamenti d'imposta. I
I 115 ragazzi dell'ISIS Buonarroti di Monfalcone, in isolamento fiduciario dopo che un docente era risultato positivo al Covid-19, sono risultati negativi al tampone. Lo ha reso noto con un tweet il vicegovernatore con delega alla sanità Riccardo Riccardi, sottolineando lo straordinario lavoro dei dipartimenti di prevenzione. Gli studenti appartengono a 5 classi dell'istituto ed erano stati sottoposti in via cautelativa a isolamento fiduciario 2 giorni fa. Ieri sono cominciati i tamponi. Il caso di infezione derivava da un contatto indiretto che il professore aveva avuto con una persona proveniente dall'est europeo. Abbiamo presentato oggi finalmente Contea, realizzato in grande velocità, un evento di grande qualità. Che capiamoci, gusti di frontiera non c'entra nulla, gusti di frontiera non si fanno quest'anno, perciò l'edizione è rinviata al prossimo anno. Non creiamo equivoci, rispettiamo il no agli assembramenti, rispettiamo tutte le prescrizioni, non facciamoci del male. La dimostrazione di Gorizia è che si può fare un qualcosa con grande divertimento, con il piacere delle persone che ci saranno, rispettando appunto queste prescrizioni. Si chiama Contea, è declinato non soltanto, parleremo di storia, parleremo di gastronomia, parleremo di vino, si svolgerà dove? Presso la parte culturale presso i giardini di Corso Verdi, la parte enogastronomica invece nell'adiacente piazza Battisti, dove ci sarà appunto davvero anche attraverso il cooking la spiegazione del perché alcuni piatti legati alla tradizione locale si fanno in un certo modo anziché nell'altro, perché ripeto, ciò che viene proposto, che sarà proposto dal punto di vista enogastronomico, soprattutto gastronomico, è rigorosamente appartenente alla tradizione locale, dai gnocchi col susine, sughi con il goulash, con il cinghiale, il maialino, i formaggi, diversi tipi di pane. Davvero ci sarà cultura associata anche alla gastronomia. Saremo di supporto anche alla candidatura Collio Verga come patrimonio dell'UNESCO, un importante supporto anche alla candidatura a capitale della cultura europea di Gorizia e Nova Gorizia insieme. Intanto vi mostro bellissimo il manifesto, il logo che abbiamo scelto per questo evento, che sarà edizione numero 0. La prima edizione poi sarà realmente il prossimo anno, perché la associeremo sempre al compleanno del Comune di Gorizia. Per la prima volta si parla di Gorizia il 28 di aprile del 1001. Cosa offriremo nei giardini? Cioè dove avranno luogo gli appuntamenti culturali. Presenteremo libri, ci sarà Massimo Manfredi, avremo presentazioni di concerti, ci sarà tra i giardini e il Teatro Verdi avremo Folkest, avremo concerti anche di ragazze, perché giovani goriziane, che la città, la Gorizia non soltanto che si guarda dietro, ma è la Gorizia che guarda anche avanti. Avremo inoltre tanti eventi legati davvero a 360 gradi a tutto ciò che Gorizia era. Avremo spazi ulteriori gestiti dai privati in Piazza della Vittoria, ancora più ricche in termini di sedie, tavolini, spazi per i bambini che potranno giocare, e in più la zona della movida goriziana, c'è un tratto di Corso Italia e Corso Verdi. Appuntamento il 24 alle 18:30 l'inaugurazione con il presidente della regione Federica, e fino a domenica 27 grande divertimento, grande cultura, e poi appuntamento all'anno 1 aprile prossimo anno, sperando che nel frattempo saremo capitale della cultura europea. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Corbons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, in Castonato Lungo, il viale d'accesso alla capitale del Collio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e quei. Sono Claudia Anzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music, e sei in pole position.